Marcello Giavarini annuncia un programma di espansione nazionale tra punti vendita diretti e franchising con nuove assunzioni di personale qualificato nei settori energia e telecomunicazioni. Il presidente Giavannini e il management di Ecogreen hanno approvato le linee guida del programma triennale che va dal 2026 al 2028 e che prevede un importante piano di investimenti per l'apertura fino a 180 negozi in tutta Italia dedicati alla vendita di luce, gas, impianti fotovoltaici e servizi di telefonia. Il progetto si articolerà attraverso una rete mista di punti vendita di proprietà in franchising, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del marchio Ecogreen sul territorio nazionale, offrendo ai clienti un servizio più capillare e innovativo. Il piano previsto prevede inoltre l'assunzione di personale qualificato in tutta Italia nei settori dell'energia, delle energie rinnovabili, della telefonia mobile e della rete fissa, Wi-Fi, con l'intento di coniugare crescita aziendale e creazione di nuove opportunità occupazionali. Con questo piano triennale vogliamo consolidare la nostra posizione nel mercato e contribuire allo sviluppo di un settore strategico per il Paese. Questo quanto affermato da Marcello Giavarini, presidente di Ecogreen, che continua affermando come puntiamo su innovazione, sostenibilità e capitale umano perché crediamo che il futuro dell'energia e delle telecomunicazioni passi dalla qualità del servizio e dalla professionalità delle persone.